Nuovi casi di positività al Covid-19 nella Marca, cresce la preoccupazione dopo l'esito dei tamponi sui contatti delle due persone di origine kosovara risultati positivi nei giorni scorsi, contagiati dopo la nuora anche la moglie di due nipoti dell'uomo, del quale si era scoperta la positività in occasione del ricovero per un serio problema al cuore. I quattro, tutti asintomatici, restano in quarantena a domicilio. L'unico componente negativo del nucleo familiare è il figlio. Per quanto riguarda invece la badante rientrata in Italia contagiata dal coronavirus, sono risultati negativi la figlia ed il marito, positiva invece la cognata, rientrata in Italia assieme a lei su un pulmino nel quale hanno viaggiato una quindicina di altre donne, tutte impiegate come badanti e colf. 3 di loro sono scese a Treviso e grazie ad un certosino lavoro del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 2 sono state individuate, sottoposte a tampone e messe in quarantena. Le altre donne però hanno proseguito per altre regioni. Il nostro servizio igiene pubblica sta cercando di contattare gli altri servizi di igiene pubblica perché poi il pulmino è uscito dalla provincia di Treviso ed è andato verso altre destinazioni. Per cui in collaborazione con i colleghi della regione, il SISP della regione, stiamo ovviamente tentando di beccare anche le altre signore al fine di risalire a tutti i contatti. E quindi questa situazione che è una situazione difficile perché sono tutte persone che vengono ovviamente dall'area balcanica che sono purtroppo in una zona a rischio altamente contagiosa. Di qui l'appello del direttore generale dell'ULSS 2 di sottoporsi a tampone per tutti coloro, badanti in primis, che hanno fatto recentemente viaggi nei paesi dell'est. Un appello anche proprio con le mani sul cuore, nel senso che anche se avete delle badanti che devono ancora regolarizzarsi, che poi immagino verranno regolarizzate, per cortesia, al fine di evitare di contagiare il vostro caro, il vostro papà o la vostra mamma, o contagiare i vostri familiari che vanno a trattare il papà, la mamma e la badante, segnalateci queste badanti. Ricordo a tutti che il tampone, essendo in igiene pubblica, è gratuito. Se la badante non si sente di venire alla Madonnina, noi abbiamo una task force, possiamo andare tranquillamente a domicilio della badante, così facciamo anche il tampone alla signora, ma cerchiamo veramente di circoscrivere e di evitare che ci possa essere una propagazione del virus.